utilizzo termini inglesi che possono essere tradotti anche con una l'italissima ironia. Sì, noi abbiamo lanciato questa campagna di sensibilizzazione, quindi sulla nostra pagina Facebook di Lazio ce ne sono a centinaia, se ne possono vedere a centinaia, altre mi vengono in mente, che so, I love you, ti voglio bene assai, oppure thank you very much, grazie assai, e tante altre. Dalla politica e dall'economia, la spending review cosa diventa? Paragnamma diventa. Gli exit poll? Gli exit poll, che dice la gente? Va bene, no, la cattedra dobbiamo arrivare. Allora, ci sono vari corsi di lingua napoletana, però c'è un grande assegno, l'università. Sì, c'è da dire che a Buenos Aires ci sono ben 2 corsi di lingua napoletana, mentre da noi purtroppo a Napoli non c'è nulla tranne qualche tentativo fatto alla Federico II con questo corso lanciato sul web che è Federica che si chiama, però che mi pare che non abbia avuto grande successo. Noi teniamo corsi di lingua napoletana gratuiti a Palazzo Venezia, a Spaccanapoli, ma ovunque ci chiamano noi andiamo e cerchiamo di mettere una pezza, ecco, laddove ci sono delle non conoscenze. E infine un consiglio ai più giovani che volessero postare in napoletano sul web. Allora ragazzi, il napoletano non si scrive così come lo pronunciamo, ma ci sono le vocali intermedie che vanno messe, anche se sono mute, sono atone, e soprattutto le finali. Quindi evitate soprattutto quell'adda, quando scrivete adda, tutto attaccato, adda è l'affluente del fiume Po, quindi in napoletano si scrive adda con l'H, adda. Ok? Va bene, grazie, allora buona serata. Grazie assai. Poi andrò, grazie, thank you.